Quali le proprietà del radicchio che fanno bene all'alimentazione? Le proprietà del radicchio sono enormi, sono tantissime, sono state definite da una ricerca dell'Università di Padova. Questa ricerca fatta nel 2015 ovviamente è attualissima. Le proprietà sono enormi, nel senso che basterebbe precisare che l'aspetto del contenuto di vitamina C, che è quasi la metà di quello contenuto in un arancio. Quindi questo aspetto fa sì che il radicchio per gli atleti, per la vita normale, come abbiamo sentito questa sera in questo bellissimo convegno, sia l'occasione per essere utilizzato, per essere mangiato. È chiaro che le caratteristiche della caratterizzazione del radicchio hanno coinvolto il vero radicchio di Chioggia IGP, quello prodotto dal seme autoctono, che è la nostra storia. Quindi questa sera mi sentirei, come ho detto nella presentazione, di lanciare una sfida verso tutti quei radicchi ibridi, no? Che forse caratterizzandoli capiremo se ci sono differenze nutrizionali rispetto al radicchio di Chioggia IGP prodotto col seme autoctono. Per quanto riguarda le caratteristiche nutrizionali del prodotto, lei ha contribuito a definire una sorta di carta d'identità del radicchio di Chioggia. Te la può descrivere? In uno studio condotto qualche anno fa c'è stata la possibilità di caratterizzare sotto il profilo qualitativo molti ortaggi, tra cui anche il radicchio rosso di Chioggia. Si tratta di un ortaggio che presenta interessanti proprietà sotto il profilo qualitativo, un ortaggio che presenta un ridotto apporto calorico, poiché presenta un elevato contenuto di acqua, si contraddistingue per una buona presenza di minerali, soprattutto ad esempio potassio, un minerale che può essere interessante anche per chi pratica attività sportiva, ma non solo. La tipica colorazione rossa che contraddistingue questo ortaggio è contraddistinta da un'elevatissima importanza, poiché rappresenta una notevole fonte di composti ad azione antiossidante. Composti che, come notoriamente si conosce, contribuiscono a migliorare la qualità della dieta e la salute del consumatore. Non solo, ma il contenuto, la contenuta presenza di lipidi e zuccheri semplici si presenta anche come una buona opportunità per chi pratica attività sportiva, per chi si trova magari a dover seguire delle diete di tipo ipocalorico, che però allo stesso tempo devono presentare e devono poter fornire un'adeguata presenza di composti minerali. Il radicchio quindi si comporta come un buon alimento da questo punto di vista e conseguentemente se ne consiglia il consumo frequente per migliorare la qualità della dieta. Qual è la situazione attuale del mercato del radicchio? Tutti i giornali hanno riportato quello che ovviamente noi abbiamo vissuto. Radicchio a 10 centesimi è un'offesa per chi lo produce, indubbiamente. Noi abbiamo fatto delle analisi di costi di produzione che si aggirano intorno ai 50 centesimi. Ecco, questi sono i dati. Poi, come dico da sempre, non bisogna puntare il dito sulla grande distribuzione che lo vende anche a 3 euro in questa fase, perché mi dico se fosse a 90 centesimi con costi di produzione che si sommano i nostri 50 più i 50 di un confezionatore, vorrebbe dire che sempre e comunque noi saremmo penalizzati. Quindi abbiamo i margini per una vendita a 3 euro al dettaglio di poter lavorare. Cos'è che manca? Ovviamente manca l'aggregazione, l'abbiamo detto e ripetuto, lo dicono tutti tra l'altro, anche chi fa i contratti sul campo che manca l'aggregazione. Quindi bisogna lavorare in questo senso. Poi è chiaro che è un problema strutturale e va affrontato nelle sedi più opportune, partendo dalla regione. Il tavolo ortofrutticolo regionale deve prevedere delle situazioni
per affrontare questo tipo di tematica importante. Poi ci sono anche a livello locale che bisogna prendere una strada decisamente forte per fare il polo agroalimentare, ma di dare anche certezze operative a Chioggia Automercato del Veneto, che è l'ente che gestisce questo mercato, e che possa avere sia nei tempi ma anche completa gestione del mercato stesso.